Fabrizio Cuffari. Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti. Un breve intervento per esprimere con grande chiarezza quello che penso profondamente e vi assicuro a tantissimi altri giovani. Il Movimento per l'Autonomia 6 anni fa ha rappresentato una svolta perché finalmente nasceva un partito che si riprometteva di mettere al centro dell'azione politica temi concreti e non chiacchiere di cui eravamo stanchi, perché non si faceva altro che assistere a dibattiti sterili, inutili, chiacchiere senza senso. Però è ora di fare anche un salto di qualità all'interno del partito, secondo me. Nel senso che se dobbiamo dirci autonomisti dobbiamo esserlo fino in fondo tutti, autonomisti integralisti, non autonomisti tanto per un'elezione sì, un'elezione no, per esempio. Autonomisti integralisti significa che dobbiamo cominciare a comportarci come fanno in Catalogna, dove accade il finimondo accade, se viene soltanto sfiorato uno dei pilastri dell'autonomia di quei territori. Oppure prendiamo esempio dalla Baviera, dove ci sono rivolte di popolo al solo pensiero che si possa azzoppare l'autonomia. E noi qui in Italia il federalismo fiscale, per esempio, l'abbiamo inventato noi e da 20 anni sentiamo Bossi che parla di federalismo. Integralisti dell'autonomia, questo è il mio modesto contributo che intendo dare in questa sede. E per me essere integralisti dell'autonomia significa, per esempio, cominciare nuovamente a porre al centro del dibattito politico le nostre istituzioni autonomistiche tutte, i pilastri dell'autonomia, l'Alta Corte per esempio. Ne vogliamo parlare? Ne vogliamo cominciare a parlare? La Sicilia non ha più il diritto dal 57 di rivolgersi al suo giudice naturale. Ne vogliamo parlare? Non è la Corte Costituzionale il nostro giudice naturale. Svegliamoci e sappiamolo tutti. E poi è una catena i cui anelli si congiungono, perché questi famosi benedetti articoli 36 e 37 dello Statuto che ci hanno soltanto fatto annusare e che non vediamo mai, non li vediamo appunto perché, per esempio, il Presidente Lombardo da 3 anni, la Regione Siciliana da 3 anni è costretta a rivolgersi ad un arbitro che non è imparziale, non è il nostro arbitro. Vedete come poi alla fine gli argomenti si ricongiungono tutti, perché noi le risorse enormi per cui potremmo avere un bilancio della regione straricco, anziché assistere ogni anno purtroppo a delle finanziarie difficoltose, ecco, cominciamo a capire che essere autonomisti significa essere integralisti dell'autonomia. Grazie. Tempo per favore, tempo per favore.